Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, continua la pagina informativa di Video Regione 1 con la voce del Friuli, l'approfondimento che ogni giorno vi porta all'interno delle vostre case, quello che accade, un po' il termometro della situazione in Friuli, Venezia, Giulia e non solo. È venuto a trovarci Roberto De Marchi che è il segretario Buongiorno. regionale della First CISL, dunque parliamo di banche, istituti di credito, un po' tutto quello che ne monta dietro. De Marchi, per non essere troppo ripetitivi, l'aria che tira rispetto all'ultima volta, positiva o negativa? Ma non c'è una grande aria positiva, il momento anche è ancora difficile. Il governo non lancia questo documento e quindi il momento del sistema bancario comunque soffre perché comunque questo Certo. spread va su e giù e quindi anche non ci sono le condizioni per dare tranquillità ai mercati. Ecco, tranquillità ai mercati vuol dire anche dare un input, e lei l'ha sottolineato, maggiore a coloro che muovono poi effettivamente le redini, che sono gli imprenditori, gli artigiani, gli industriali e i commercianti, cioè coloro che alla fine chiedono l'obulo, mi sia consentito il termine, all'istituto di credito che a sua volta poi mette in moto tutto il macchinario, per poi chiudere il circolo vizioso. Questo è quello che manca in questo momento. Manca un po' di positività, non si capisce se cioè, l'imprenditore è un animale egoista, no? Che poi è nell'insieme fa il bene della società, ma fondamentalmente cerca il suo interesse. Se non ha le condizioni positive, sociali, economiche, di sistema, fa fatica a investire e quindi andare in banca a chiedere dei soldi, detta in maniera molto, Chiaro? molto, molto rustica. E in questo momento le condizioni sono un po' complicate e quindi non si fida ed è a finestra. I soldi ci sono, Mm. Ecco, la cosa eh, importante, mi piace quest'ultimo passaggio. Ripetiamo, i soldi ci sono, però qualcosa spinge a non toglierli dalla muffa del cassetto, no? ma l'Italia ha una sottocapitalizzazione nel sistema imprenditoriale storica. Non è un caso che tutti quelli che aprono un'attività non lo fanno con i soldi, molte volte personali, ma vanno a chiedere un fido, un prestito in Chiaro. banca, cosa che non avviene così negli altri paesi. E i soldi poi uno si ritiene nel suo sacchetto, nel suo materasso e cerca poi di investirli per la sua famiglia, il suo benessere e mille altre cose. Tenga presente, direttore, che in Italia noi abbiamo oltre 9.000 miliardi di capitalizzazione di finanza tra soldi e fondi, quindi tanta roba, insomma, C'è tanta tanta roba. roba. Quindi l'economia ci sarebbe per Mhm. tirare, però c'è tanta incertezza. E l'incertezza secondo lei da dove arriva? Nel senso, è solo una questione di attuale situazione politica in Italia, questi chiari di luna poco chiari e molto scuri, oppure è un po' qualcosa da tempo che ci portiamo dietro di conseguenza e diciamo così, il famoso animale stanco, no? Il ronzino che arriva a fine corsa perché ha bisogno di essere alimentato perché altrimenti non va avanti. E così è come dice lei, ormai sono almeno dagli anni 90 che l'economia nazionale è stanca, come dice lei, questo ronzino non riesce a riprendersi. Hanno provato anche a dopparlo qualche volta qualche governo di destra o di sinistra, ma non ce la fa. Queste condizioni non permettono all'economia di riemergere. Ma lo dice lo stesso PIL, noi abbiamo un PIL che in questi 10 o 20 anni, secondo come si prendiamo le statistiche, è andato alla metà della velocità delle altre nazioni europee o della Chiaro. media del sistema europeo, quindi molto 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 più lento e questo lo vediamo tutti i giorni perché abbiamo Mhm. un'economia e anche il nostro borsellino, ognuno vede il suo, un pochino Certo. meno roseo. Senta De Marchi, molto spesso, anzi in questi giorni ricordiamo ci sono anche degli avvenimenti importanti storici, non solo il discorso del centenario della Grande Guerra, ma anche il contesto della caduta del muro di Berlino, 9 novembre 1989, tutti ci ricordiamo quelle prime immagini che arrivavano attraverso i telegiornali, all'epoca non era come adesso che in 2 secondi hai tutto su internet, quella volta era qualcosa anche di eccezionale vedere questa gente che attraversava il muro e tutti prospettavano un futuro migliore, no? Tipo il paese di una nota marca di biscotti. E invece, a distanza di quasi 30 anni da quel fatto,
purtroppo a noi non tutto è stato rose e fiori, no? Ci sono due lati da Restando tenere, sempre nel tema no? economico. Certo, uno è quello che un'area vasta, un'area importante, tutto l'est europeo, che era in condizioni veramente molto difficili, molto, ci ricordiamo anche qui la vicina Jugoslavia, avevano condizioni difficili e oggi invece stanno molto, Mm. molto, molto meglio. Hanno fatto in 30 anni un salto fenomenale. Certo, ma a livello economico, secondo lei, perché c'è stato questo diciamo così, controbalzo rispetto al precedente passato? Ma diciamo che c'è stato un sistema di livellazione, molta economia, molta ricchezza è passata in quei paesi. Molte aziende hanno scelto di andare a investire in quei paesi, molte anche in Italia, tutto il distretto, tutta l'area trevisana, padovana, ma anche friulani sono andati, Friuli e Giulia, sono andati a fare investimenti, spostare le aziende in quei paesi, perché costavano meno, ma dopo era meno cara, meno tasse, meno burocrazia. Mm. E, e quindi noi ci siamo in qualche maniera impoveriti di economia, allora invece hanno trovato un'economia che gli Certo. dava possibilità di risollevarsi. L'economia mondiale è un grande equilibratore, no? Adesso se tutto quello che sta succedendo portasse anche l'Africa ad avere una marcia in più e quindi anche a sollevarsi, è chiaro che per i paesi una volta ricchi ci sarebbe un sistema di riequilibrio e quindi uno cresce e l'altro non cresce Chiaro. molto. Diventerebbe in un certo senso, usando un linguaggio politico, il materializzarsi del socialismo reale, no? In un certo senso, no? Adesso questo qui non, Però quello potrebbe dovrei essere, ecco. pensarci un attimo, Sì. però sì, Però il succo del è discorso è molto quello, vicino, no? è molto Perché vicino. andiamo lì, no? Tutti uguali, tutti stessi soldi, via dicendo. Lei ha detto anche una cosa importante, moltissimi imprenditori all'epoca, quando il muro crollò, dunque si sfagliò tutto l'impero sovietico, la ex Jugoslavia e tutti i vari regimi collegati, dove arrivò, diciamo così, una ventata di democrazia e di voglia, no? Di ripresa. Molti imprenditori del nord-est, in particolare l'area del Trevigiano, ma anche l'area del distretto della Sedia, ricordiamo il distretto del Mobile, di Pordenone, eccetera, si trasferirono là col discorso del vantaggio economico. Il problema è che adesso ne abbiamo lasciato il know-how a loro e sono loro probabilmente adesso che verranno da noi a importare il know-how, no? In un certo senso. Questa è la nostra storia. Noi andiamo nei paesi, pensiamo di fare un'economia, di portare ricchezza per trarre Certo. ricchezza, dopodiché ci accorgiamo che in realtà dopo un po' ci stufiamo, rientriamo lasciando là macchinari, competenze, skill, qualità e loro poi trovano un'economia che possono sviluppare e Mm. migliorare. Noi invece rientriamo con qualche soldo in più in tasca Chiaro. forse e poco altro. Senta, per concludere, De Marchi, lei ha parlato all'inizio, insomma, ha dato degli input ben chiari, no? Abbiamo sottolineato che insomma, il denaro c'è, la possibilità di rinverdire i fasti ci sono e via dicendo. Non è che probabilmente la burocrazia da una parte, ma soprattutto anche il modo di fare impresa in Italia, diciamo così, la pancia troppo piena non invoglia a mangiare, mentre magari da altre parti dove si sta ancora, non hanno ancora trovato lo zenith, no? Dove c'è ancora voglia di fare, investire e soprattutto, ripetiamo, non c'è l'organo burocratico che ti sega le gambe. Probabilmente in Italia siamo a questi livelli. Ma, c'è una verità in quello che dice il direttore, perché c'è ad esempio tutta questa discussione sui pensionati o imprenditori che a una certa età poi mollano tutto e vanno all'estero per questi paradisi di benessere, no? Portogallo, Marocco oppure Costa Rica, perché comunque là si vive bene con pochi o più soldi e si può fare una vita che non si farebbe. Quello che io vedo che qui manca un po' è uno stimolo a crescere. Ci si accontenta un pochino e quindi uno dice ma 5.000 euro al mese, 1.000 euro al mese, 10.000 euro al mese, ma che mi sto a rompere le scatole qua con tutto quello che ho di pensieri, tasse, cose. Vado, mollo tutto, vado via. Questa è l'anticamera della eutanasia di un paese. E purtroppo le persone che arrivano da paesi un pochino più poveri o che hanno sofferto più la fame, ma come qui 50 anni fa, chi andava a emigrare era uno che aveva
la certo, grinta la che voglia aveva anche la di voglia crescere, di no? crescere, di Di farsi rifarsi una famiglia, lo dicevo. esattamente. Questo qui è un po' è mancato. Manca anche un po' una generazione un po' più aggressiva, questi imprenditori che lasciano molto forti, molto tenaci queste famiglie imprenditoriali del nord-est, che però non hanno creato poi quei Mm. passaggi generazionali per creare quelle Perché è mancata anche la condizioni. scuola o perché il padre, pur di non avere tra i piedi il figlio, gli No, sganciava perché... l'assegno e vai a prenderti la Ma macchina? non lo so, questo non lo so, perché poi sono tanti casi e faremo una cattiva, un cattivo senso comune Mm. dire questo. Ci sono le favole di quelli che a Manzano davano ai figli le Ferrari e poi l'azienda... Sì, mi No. ricordo anche qualcuno che accendeva le sigarette con le 10.000 lire, Eh, visti io di persona, insomma. Però non sono tutti così, Non insomma, sono no? tutte favole, ma la maggior parte è realtà dei Però fatti. se magari si fosse creato qualche studente ben laureato, ben formato all'estero, che fosse capace di prendere in mano l'azienda Certo, e portarla avanti, magari con quelle condizioni anche di grinta, probabilmente oggi tante aziende sarebbero ancora in piedi, o almeno non vendute, chiaro. perché poi alla fine si arrivano al punto che o si vende o si vende. E d'altronde lei mi insegna, insomma, e l'ho anche sottolineato, c'è chi magari è partito proprio dalla terra ed è arrivato in pochi anni al vertice. Nel frattempo però non è stato capace lui stesso a dare il famoso know-how al figlio per cercare, proprio perché c'era questa voglia, no? Cioè io sono nato, ero con gli stracci, mio figlio non deve essere con gli stracci, cioè deve essere sempre vestito bene, macchina di lusso, casa al mare, villa in montagna e via dicendo. Ma purtroppo i risultati e noi in certi casi, Quando, l'80% dei casi si è visto. No? Quando si parla di mancato passaggio generazionale, appunto, aver creato le condizioni perché questi ragazzotti, queste ragazzotte, perché ormai sono identici i comportamenti, anziché essere messe nelle condizioni di poter gestire, pensare alla loro famiglia, al loro bene di casa, magari erano più un padre molto forte, un padre Sì, molto volitivo, che ha creato lui l'azienda, per cui fa fatica poi a condividerla, vengono poi messi in azienda quando ormai non sono più né interessati o né invogliati o comunque l'hanno usata per magari appunto al Ferrari o fare gli chiaro. sbruffoni magari con gli amici. E questo quindi ha rovinato o può rovinare una sana economia cresciuta dal basso. Chiaro. Io ringrazio Roberto De Marchi come sempre per la sua partecipazione, ma Grazie soprattutto a perché voi. noi vogliamo parlare con chiarezza, non vogliamo usare termini tecnici dove magari uno su 1000 capisce di cosa stiamo parlando. Vogliamo parlare chiaro e trasparente. Venite ad andare a raccontare le barzellette e sono finiti quei tempi. Dire che domani mattina avremo il nuovo miracolo italiano, dubito. Dire che domani mattina andiamo in banca, prendiamo i soldi, ci sono, ma ve li danno, dubito. Purtroppo la situazione è questa e dovremmo continuare, siamo in un periodo di vacche magre e dunque dovremmo guardare anche i punti della cintura dei pantaloni e abituarci. C'è chi magari è abituato, no, De Marchi, dire vabbè, fino a ieri facevo e adesso mi accontento. Purtroppo ci sono molti casi dove chi è stato chi era abituato a stappare le bottiglie di champagne ora fa fatica a aprire quelle di vino, no? Perché non è il suo tenore di vita. Ma però ripeto, se si vuole andare avanti, si vuole continuare a vivere, bisogna sapersi adattare È anche alla così. situazione. Non siamo alla chiusura totale, No, però no, no. insomma, guardiamo anche i lati positivi, perché l'economia, se nel contesto elimina certi parassiti, vuol dire che dall'altra tira fuori anche qualcosa di positivo, cioè la concorrenza leale di qualità e non più quella di quantità, no? Anche di qualità questa cosa. Diciamo, se posso aggiungere Prego. una parola, direttore, che ormai la crisi, la grande crisi era del 2007-2008, sono passati 10 anni, generalmente nello storico di questa regione, di questa nazione, le crisi passeggere erano quelle di 2 o 3 anni, quelle industriali di breve periodo, questa qui è una crisi che invece non è più una crisi definita, ma è un cambio di passo. Mm. E pur tuttavia siamo tornati un po' a camminare dopo 10 anni, ma abbiamo ancora 10 punti di ricchezza, di PIL in meno rispetto al 2007 nello storico. E comunque abbiamo ancora 70, oltre 70 miliardi di interesse all'anno di debito da pagare a chi ci presta i soldi, per cui non è una condizione favorevole per immaginare un rilancio brillante come lei Mm. faceva capire che sarebbe opportuno.
e quindi la gente soffre questa Chiaro. E situazione. noi siamo qua per questo, anche per dare chiarezza senza, ripeto, facili promesse e facili guadagni. Usiamo Cioè, un gergo anche molto di moda in questo periodo. Grazie a Roberto De Marchi, grazie a voi grazie gentili a voi. amici e amiche per la visione e l'ascolto. Termina qui la Voce del Friuli, noi torniamo come sempre, stessa rete, stessa ora, Mandi e alla prossima.